Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Buongiorno, per fare giusto memoria di perché siamo qua. Questo è il santuario della Madonna della Pace. È stato ricostruito varie volte, sempre per motivi o di guerra o di terremoti, quindi disastri. Ma facciamo il punto di perché oggi siamo qua. Nel mondo nel 2026, in questo momento, ci sono 65 conflitti armati. Le vittime stimate fino a questo momento, quindi quelle ufficiali, sono 245.000. È il più alto numero di tensioni e scontri armati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2025, quindi noi abbiamo i dati ufficiali della Chiesa Cattolica solamente per l'anno passato, nel 2025 sono stati uccisi 17 operatori pastorali cattolici, di cui 10 sacerdoti. Nel 2025 sono stati uccisi 4.849 cristiani per motivi legati alla loro fede. A partire dal 2000 sono stati uccisi 626 operatori pastorali cattolici, ufficialmente i martiri e i testimoni della fede, quindi quelli che la Chiesa riconosce come tali. A partire sempre dal 2000 sono 1624. Non sono solo missionari o cattolici in terre lontane. Sono compresi anche coloro che sono stati uccisi in Europa, spesso all'interno delle loro parrocchie o comunità. Quando recitiamo il credo dovremmo fare un po' più di attenzione, perché potrebbe costarci la vita. Grazie Paolo per questa introduzione. Noi ci ritroviamo ad invocare il dono della pace, pace che certamente siamo chiamati a cercare laddove ci sono questi conflitti, ma per poter essere davvero testimoni di pace dobbiamo trovarla dentro di noi e viverla con chi abbiamo accanto, per diventare costruttori autentici di famiglie di pace e di comunità di pace. E allora non è mai troppo piccolo l'impegno, perché parte proprio dal proprio cuore e dalla persona che abbiamo accanto, con la quale condividiamo la vita. Parte da lì l'impegno vero per la pace, e oggi siamo qui ad invocare questo dono da Dio, dono che possiamo accogliere attraverso la sua misericordia e il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Christe,
dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose
noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni il Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Ci siamo raccolti insieme in questo luogo che è carico di ricordi e di un immenso significato per noi, per le nostre comunità e per il mondo intero. Sembra quasi che la provvidenza di Dio ci abbia condotti e ci presenti questa pagina del Vangelo, perché parla esattamente di ciò di cui noi stiamo celebrando la memoria. L'Evangelista Matteo ci presenta l'episodio del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Noi conosciamo questa pagina, ma forse troppo spesso ci poniamo come osservatori dinanzi alla contemplazione di quanto ci viene descritto. Dovremmo provare a riconoscerci protagonisti. Forse la prospettiva muterebbe. Noi vediamo come una grossa quantità di persone, una folla, segue il Signore Gesù e lo cerca. E ci riporta l'Evangelista che Gesù sentì compassione per loro, cioè condivide ciò che è custodito nel cuore di coloro che cercano Dio. E poi ci si raffronta in questa immagine dinanzi a questi apostoli. Sul far della sera
gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto, è tardi, congeda la folla. Apparentemente noi pensiamo che il Signore abbia la forza di compiere questo miracolo e di compierlo da solo. In realtà, se noi leggiamo tra le pieghe nascoste di questa pagina, scorgiamo un impegno da parte di questi discepoli. Avevano ragionato, avevano pensato e avevano trovato una umana soluzione. Avevano la volontà di prendersi cura di questa folla e vedono che il luogo è deserto ed è lontano, sta arrivando la notte e hanno fame. Che cosa potevano fare non avendo nulla da dare? Dicono al Signore: prima che venga buio, mandali perché possano andare e trovare ristoro. È un umano ragionamento, è una pianificazione di strategia, quella che facciamo anche noi. Il Signore stravolge questa proiezione e dice: non occorre che vadano, dategli voi da mangiare. Non bielti a cara al Signore. Eppure qui noi scorgiamo la forza della fede. Qui noi scorgiamo la bellezza dell'affidarsi alla provvidenza di Dio. E cambia il livello dell'intensità con cui ci rapportiamo alla fede. I discepoli ritornano con i piedi per terra e gli dicono: ma come, Signore? Noi qui abbiamo soltanto 5 pani e 2 pesci. Quante volte nei nostri discorsi, parafrasando alle nostre realtà, anche noi vediamo nelle nostre comunità siamo in pochi, chi si impegna è sempre meno, le forze a disposizione sono sempre più limitate. Abbiamo davvero 5 pani e 2 pesci per una richiesta immensa, ma il Signore ci chiede ancora qualcosa di più. In un altro passo del Vangelo è riportato che un ragazzo che era lì presente aveva con sé 5 pani e 2 pesci. Avrebbe potuto fare un ragionamento umano di necessità. 5 pani e 2 pesci per oltre 5.000 persone non sono nulla. E allora perciò di morire di fan io te ne do 3 pani e un pesce e alchiten per me. Invece no. Questo giovane affida tutto quello che ha, perché confida nella forza, della potenza, della provvidenza di Dio. E avviene il miracolo. Quando noi, certamente pianificando i passi da fare, ma non confidiamo solo su noi stessi, affidiamo la nostra vita alla forza dell'amore di Dio e alla sua provvidenza, accade il miracolo. E Gesù prende i pani, alza gli occhi al cielo, recita la benedizione, li spezza e li porge ai suoi discepoli perché li porgano alla folla. È un chiaro rimando a ciò che tra poco celebreremo sull'altare. La forza della presenza di Dio che ritorna a noi, perché ciascuno di noi possa impegnarsi a compiere il bene. E ci dice ancora una cosa questo Vangelo di Matteo, ci ricorda arrivano le squadre di un altro dettaglio che potrebbe
apparire tale, invece racconta la totalità dell'esperienza della fede. Ci dice: tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Il numero 12 è un chiaro rimando a coloro ai quali Dio ha rivolto la sua parola, la sua presenza, la sua provvidenza. 12 nell'Antico Testamento sono le tribù di Israele, popolo scelto da Dio. 12 nel Nuovo Testamento sono gli apostoli, coloro che Dio ha scelto per continuare ad annunciare la sua presenza e la sua parola. E allora in quei 12 ci siamo anche noi, che veniamo saziati dalla presenza di Dio, perché a nostra volta possiamo portare quel pane del cielo che è dono di pace. E allora siamo qui oggi ad invocare la pace, ad invocare di poter essere nutriti da questo pane di pace per poter portare questo dono nelle nostre vite. Ecco, all'inizio Paolo ci ha presentato una situazione reale di ciò che accade in giro per il mondo. Noi non possiamo sentirci esenti da questa situazione perché viviamo in un paese dove si gode della pace. Potrebbe bastare nulla per trovarci in altri tipi di situazioni. Abbiamo il compito dunque di edificare la pace, edificarla nelle nostre comunità, edificarla laddove siamo chiamati a vivere la nostra presenza insieme agli altri. E basta davvero poco per minare la pace. Basta il sospetto, la maldicenza, la critica fine a se stessa, per innestare quel seme di divisione che poi attecchisce e come i rovi cresce pieno di spine. Ecco, invochiamo questo dono, ma partiamo da noi stessi con un serio esame di coscienza, chiedendoci: io che prego e invoco la pace nella mia quotidianità, nei miei discorsi con gli altri, ho uno sguardo capace di vedere il bene o vedo sempre ciò che non va e poi magari con la mia lingua lo condisco? In questo senso non saremmo testimoni di pace, eppure magari la proclamiamo. Ecco, il Signore ci interroga in prima persona, proprio come a questi apostoli ha detto: non occorre che vadano, date voi da mangiare. Ecco, anche noi possiamo dare da mangiare al seme della pace. Non occorre che lo facciano solo gli altri. Noi spesso preghiamo per i potenti della terra perché trovino pace e magari li giudichiamo perché non riescono a mettere pace, ma magari abbiamo la guerra in casa. È responsabilità di tutti edificare sempre nel bene. Ricordava Giovanni XXIII, il Papa Buono, ve lo ricordate, che lui è come me, no? Diceva che come cristiani abbiamo il compito di andare controcorrente e ci ricordava: sapete perché? Perché tutti sanno vedere ciò che non va e dirlo, ma vedere il bene, raccontarlo ed impegnarsi perché quel bene cresca è da coraggiosi. E allora noi oggi chiediamo al Signore questo coraggio. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia dicendo insieme: O Signore, pane di vita, ascoltaci. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per noi tutti, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Ti preghiamo, o Padre, il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il tuo regno e la tua giustizia e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio da questo altare salga gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui oggi convocata per invocare il dono della pace. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Arcivescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
ti affidiamo in modo particolare Don Duilio, Mariangela, Dionello, Francesco e tutti i nostri cari defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Giuliana e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora tutti insieme, come il Signore Gesù ci ha insegnato, anche noi vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Potete seguire le parole e cantare insieme: sia tu, Signore, il pane. Nel foglietto campane abbiamo. Sei tu, Signore, il pane, 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 sei tu, Signore, il
Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Ed ora possiamo sedere un attimo, lascio la parola al signor Sindaco, che ringrazio per la presenza. Sono io che ti ringrazio, Monsignore. Colgo l'occasione ovviamente per portare il saluto a tutti voi presenti, Monsignor, e anche a chi ha, come dire, reso più solenne questa funzione religiosa con il canto e con la musica. E anche a chi si è dato da fare per l'organizzazione di un momento conviviale. Ci ritroviamo come ogni anno, anche quest'anno, a un appuntamento tradizionale presso questa chiesetta ricca di storia, ricostruita più volte, e di valori, a parlare di pace. Ricordo, io c'ero quando è stata inaugurata il 5 agosto del 90, c'è anche qualcun altro che c'era per i presenti, vedo, ed è stata una grandissima festa, una bella inaugurazione, ricca di significato, ed era il 5 agosto. Il 2 agosto Saddam Hussein, dittatore dell'Iraq, aveva invaso il Kuwait, creando le condizioni perché poi scoppiasse in gennaio la prima guerra del Golfo. Era il 90. Tanti c'erano, sono trascorsi 36 anni, avete visto, ha fatto prima l'elenco Paolo, di quanti conflitti ci sono e di quanto dolore e quanti morti ci sono nel mondo. Ma torniamo al 90. Da una parte questa chiesa costruita, idealmente e spiritualmente li vediamo qua, tutti vicino, presenti, sono invisibili, ma sono presenti, quelli che ci hanno lavorato, quelli che hanno dato la mano, uomini e donne, quindi pieni di buona volontà, e dall'altra parte la guerra. Qualcun altro che aveva qualche altro progetto, voleva distruggere, voleva invadere, voleva uccidere. Questo è l'uomo. Sembra quasi che l'uomo sia una maledizione, debba convivere con la guerra. Ma io non voglio riferirmi soltanto alla guerra come, e ha detto benissimo prima nell'omelia, Monsignore, come uno scontro fra nazioni, uno scontro bellico, armato fra nazioni. La guerra, in altri termini, può essere anche nelle nostre piccole comunità, non armata. Ma quante volte per stupidaggini, 10-15 anni di cause civili, quante volte gente che non si saluta, quante volte gente che incita invece che mitigare le tensioni, incita invece a esaltare le tensioni e non cerca la soluzione. Non sta certamente a me fare giudizi, ma è la verità. Come sindaco e come cittadino anche ovviamente me ne accorgo e lo so. Tutti noi possiamo invece fare qualcosa, perché la pace è qualcosa che è di interno, di interiore, è un valore la pace. E quando noi alla sera siamo in pace, perché abbiamo fatto un bel lavoro, un buon lavoro, perché in una discussione abbiamo ottenuto quello che volevamo senza creare diciamo problemi, quando abbiamo fatto un piacere o abbiamo ricevuto un piacere, siamo in pace con noi stessi e tutta la comunità ne beneficia. Un difetto che abbiamo, un'umana debolezza che abbiamo, è di accorgerci delle cose quando le perdiamo, siano esse un'amicizia, siano esse un amore, un affetto, la salute e anche la pace. Diamo valore alle cose quando le abbiamo perse. Cerchiamo invece di capire, di dare valore e di godere di questi momenti nel momento in cui abbiamo la possibilità. Adesso non vorrei fare una divagazione, ma mi ero dimenticato prima, intanto che sentivo la bellissima omelia di Monsignor, mi è venuto in mente 36 anni appunto che questa chiesa è stata ricostruita dopo più volte, uomini e donne di buona volontà, e qui c'è una donna di buonissima volontà che la tiene aperta, che la cura, che ci mette i fiori. Concetta, dove sei? Fate un applauso, Concetta. Monsignore, come esempio, perché tutti noi, Monsignore ha adoperato una parola che mi piace molto, tutti noi possiamo essere protagonisti nella comunità. Abbiamo detto l'altra sera ai bambini di 8, 10, 15 anni,
durante la serata finale del Brest, lo diciamo agli adulti, lo diciamo in varie occasioni. Non deleghiamo, non laviamoci le mani, non diciamo non funziona quella roba è causa di qualcun altro. Pensiamo, facciamo introspezione, vediamo noi stessi e tutti insieme possiamo essere protagonisti per migliorare la condizione comune. Questo secondo me è anche lo spirito di venire qui, in questa chiesetta, e pregare appunto per la pace, una pace in senso generale. Grazie al signor Sindaco. Desidero esprimere il mio sentimento di gratitudine a tutti coloro che hanno creato questa opportunità e hanno deciso di mettere un piccolo seme di pace proprio oggi qui. Grazie a voi per aver scelto oggi di essere qui. Potervi sei magari di un'altra banda, avete scelto di essere qui, è un seme di pace che germoglia. Grazie a voi, a chi si occupa della Chiesa, grazie di cuore per la passione, per la dedizione, perché si può dare pensare, ma lassù, la sin, le netarin e le viergiarin, nome qualche covente. Invece sapere che in questa casa di Dio e di Maria sempre c'è questa presenza, ecco, ci rasserena e da qui si domina tutta la zona più vissuta e quindi da qui proprio si ferma per sostare la pace e per scendere verso di noi. Grazie a chi ha animato il canto, a chi ha preparato per la celebrazione dell'Eucarestia, ai nostri baldi chierichetti, a coloro che in ogni modo si dedicano alle nostre comunità. Sembra scontato, ma sono tanti piccoli semi di pace che poi germogliano e portano il frutto. E su tutto questo, sulle nostre intenzioni, su ciò che portiamo nel cuore, di bello e anche di doloroso, chiediamo ora, per intercessione di Maria, al Signore la sua benedizione. Il Signore sia con voi e su tutti, per intercessione della Beata Vergine Maria, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.